Abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GP di Venezia su richiesta della direzione distrettuale antimafia che ha consentito di eliminare, arrestare tre persone che sfruttavano, facevano responsabili di tratta di esseri umani, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. È stata adescata, trasportata dalla Nigeria in Italia, ridotta in schiavitù e costretta a prostituirsi a Marghera. Vittima una 23enne che è stata segregata in un appartamento del centro Mestrino, legata ad una sedia e picchiata per una settimana, fino a che allo stremo delle forze ha dovuto cedere e finire in via Fratelli Bandiera. Dopo alcuni mesi però ha trovato il coraggio di rivolgersi ai servizi sociali che a loro volta l'hanno aiutata a denunciare tutto alla polizia, che ha avviato le indagini lo scorso ottobre fino agli arresti questa mattina. Un'indagine molto importante che riguarda appunto un crimine orrendo, orribile, qual è la tratta di esseri umani, un'indagine condotta dalla Procura distrettuale di Venezia e portata avanti molto bene dalla squadra mobile di Venezia, un'indagine articolata, complessa, che però sembra abbia dato davvero buoni risultati. Tutto è iniziato in Nigeria con l'adescamento da parte di una connazionale 33enne residente a Busto Arsizio che le aveva proposto di espatriare in Italia dove avrebbe vissuto nel benessere. Prima di partire la vittima è stata portata in una chiesa dove l'hanno sottoposta a riti voodoo che li mettono in uno stato di soggezione paragonabile al plagio psicologico. Durante il viaggio alla 23enne è stato anche sequestrato il cellulare e una volta in Italia è stata contattata da un'altra nigeriana 31enne detta Mama Twin perché madre di due gemelli di 4 anni, ora in una struttura di accoglienza domiciliata a Mestre. L'ha condotta in casa sua dove conviveva con un 62enne italiano e i due figli e al rifiuto della giovane di prostituirsi sono iniziate le torture.